Buongiorno a tutti, ringrazio tutti i presenti per essere qui a sancire questo accordo che viene fatto con il CISET nella persona della dottoressa Manente dell'Università degli Studi Ca' Foscari di Venezia. È un protocollo d'intesa dove vede protagonista da una parte l'Associazione Albergatori di Chioggia Sottomarina Isola Verde e dall'altra il centro studi, il CISET di Venezia. Ecco, perché abbiamo fatto questo? Abbiamo fatto questo perché noi pensiamo in primis di essere accompagnati, questo nostro percorso di evoluzione, le nostre aziende devono avere delle evoluzioni di strutture ricettive all'avanguardia per i prossimi 20 anni. Allora la internazionalizzazione che noi stiamo puntando deve essere accompagnata da chi ci può dire cosa dobbiamo fare e come adeguarci. Ecco, il primo passo che abbiamo pensato come primo punto di incontro sono stati i POR FAIR 2014-2020, perché la filosofia della Regione Veneto vede i nuovi finanziamenti non sulla vecchia maniera, ma ci deve essere un progetto dove l'azienda, come un progetto industriale, dove l'azienda vuole collocarsi in questa fase di mercato. E solo chi ha un'alta esperienza come la dottoressa Manente e il CISET che rappresenta ci può dare queste indicazioni. Ecco. Io adesso vorrei passare la parola alla dottoressa perché vi dà più il dettaglio di quello che è questo protocollo d'intesa che abbiamo fatto, che per noi come Chioggia è un passo molto importante e storico, vorrei dire. Prego, passo la parola al dottor.